Quando si viola la proprietà privata è chiaro che la percezione di chiunque, non solo di chi ha subito la violazione, è molto alta, per cui c'è sempre un problema di sicurezza. Ci dobbiamo difendere, se li ritrovo a casa mia li ammazzo, diceva ai microfoni di Antenna 3 Franco, che insieme alla moglie Ornella è rimasto vittima di un furto nella sua casa a Spresiano. Rivoglio le mie cose, le parole di Ornella tra le lacrime. Sono parole che ognuno di noi penserebbe in certi momenti e la solidarietà chiaramente mia e della comunità è massima. Tra i primi a chiedere più forze dell'ordine sul territorio è Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano. Come lui, diversi altri amministratori hanno risposto alla chiamata di furto in corso. Sono stato anch'io vittima di furto in casa, quindi sento particolarmente questo problema. Noi anche come amministrazione a Roncade in questo periodo abbiamo vissuto una recrudescenza importante di episodi, anche recentemente, e stiamo varando, per cercare di essere vicini ai cittadini, un programma di aumento delle videocamere che, per quanto ci compete, rischia di essere l'unico strumento a disposizione dei comuni per poter contrastare questo fenomeno o in qualche modo impedirlo. Lo dico ringraziando le forze dell'ordine, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, che con le forze che hanno a disposizione stanno facendo un lavoro straordinario. Ringrazio tutte le polizie locali, a partire dalla mia, perché sono un supporto importante. Ringrazio i militari del progetto Strade Sicure, che sono anche loro un ulteriore supporto, però evidentemente servirebbe uno sforzo maggiore da parte dello Stato nel mandare ulteriori risorse nei territori. Presente all'incontro una rappresentanza del mondo del commercio per Treviso, il presidente Federico Capraro. Certamente i negozi, gli esercizi commerciali non sono solo delle attività produttive, sono delle attività sociali, così vanno considerate. Per il presidio, per la sicurezza, per l'illuminazione, per l'ordine pubblico, per il decoro, per l'arredo urbano, credo che questa funzione sia proprio in capo al commercio.